Il TRIC è una definizione un po' curiosa, però è un teatro di rilevante interesse culturale, per cui è un riconoscimento ministeriale molto molto importante. Scusate la voce, ma sono senza voce per la gioia, non so come dire. Cosa cambierà adesso? Che cosa cambia? Intanto è stato accettato e scelto questo nostro progetto triennale e quindi io sono grata alla Commissione perché non era così scontato, no? Che il Ministero scegliesse il nostro progetto. Però che cosa cambia? Cambia intanto che abbiamo un progetto bellissimo nei prossimi 3 anni e forse ancora per 6, fino a che abbiamo Massimo Mancini, il nostro giovane, perché come ti dicevo, io sono passato, il presente e il futuro, ma lui è il presente e il futuro. Non so se sono stata chiara, Massimo. Massimo Mancini, adesso tu sei il direttore e devi portare avanti i programmi per i prossimi 3 anni. Per la città di Cagliari, che cosa significa questo? Ma significa appunto come essere veramente definitivamente rientrati parlo per la geografia culturale, all'interno di un panorama nazionale e internazionale, quindi significa maggior visibilità, significa comunque poter produrre di più in questa regione, a essere osservati e guardati per quello che facciamo, quindi rientrare, diciamo, nella geografia complessiva, questo sicuramente. Per noi cosa significa? Significa maggior responsabilità, perché poi non è detto che i riconoscimenti siano poi accompagnati dalle risorse, no, necessarie, perché siamo in un periodo complesso, però qui è anche la sfida maggiore, cioè come dopo che hai la medaglia, dice, come la sfrutti, come sei capace di creare delle relazioni. In questo, insomma, forse noi siamo riusciti a spiegarlo durante la conferenza stampa l'altro giorno, noi abbiamo bisogno di creare una rete di soggetti che credono in un progetto che è un progetto di una regione, oserei dire anche di un popolo, no? Visto che comunque più che una popolazione. Questo è la nostra responsabilità. Che opportunità si aprono per tutte le produzioni, per chi fa teatro in Sardegna? Ma secondo me tantissimo, perché questo comunque riconoscimento è un ponte con il resto del continente e con l'Europa. Pensiamo ai tanti giovani che vanno fuori a studiare, no? E che vogliono fare questo mestiere. È vero che è un mestiere di precari, ma noi l'abbiamo inventato il precariato. Meglio, cioè voglio dire, al di là dei precari, però se vogliono studiare devono investire soldi, denari, andare a Milano, andare a Roma, mentre noi faremo tantissimi laboratori. Ogni ospitalità avrà un laboratorio, è seguito da un laboratorio. Quindi la possibilità per i giovani di incontrare, di confrontarsi con tantissimi artisti, e questo è importante. Poi secondo me una terra come la Sardegna, che ha una cultura millenaria, no? È proprio un diritto avere questo riconoscimento, ma dovrebbe essere riconosciuta in 1000 altre cose, perché la Sardegna è una terra straordinaria e la gente è stupenda. Ultima domanda, Massimo. Adesso si apre questo percorso e avete presentato un progetto. Qual è il progetto di punta di questo primo anno che ti senti di poter dire su questo abbiamo puntato e questo portiamo avanti? In questo caso è proprio l'insieme, no? Insieme ai progetti. Poi ci sono alcune cose che più che di punta rappresentano in modo simbolico il senso del nostro progetto, e qui cito insomma la produzione che faremo, presenteremo a dicembre, con un testo commissionato da uno scrittore residente, Michela Murgia, con gli attori della compagnia e alcuni giovani che abbiamo selezionato, con le figure e le sculture animate di Smascareddas e una regista austriaca straniera. Quindi questa è proprio la sintesi di quello che noi vogliamo, quindi partire dalla Sardegna, ma guardare il mondo, raccontare il mondo alla Sardegna al mondo. Quindi questo forse è il progetto che sintetizza tutta la nostra idea complessiva del triennio.